keep me on repeat and hear me crying. Just noise, white noise, yeah. Just noise, white noise. I'm hearing static, you're like an automatic. You just wanna keep me on repeat and hear me crying. I know you're smart, you spin me round like a knot. You know the pieces of my heart. Sometimes it's fun, you pull my strings one by one until you get me into one. Lately I've been thinking, if you want it tough, then let's play around. Lately I've been thinking, if you want it tough, then let's play around. È la terza edizione, però è la mia prima volta, è fantastico, voglio assolutamente ritornare l'anno prossimo perché è la combinazione ideale, è fitness, salute e questo benessere che è meraviglioso. La location è fantastica, i ragazzi dell'organizzazione sono molto bravi e niente, c'è tutto da crescere e sarà un grande evento in futuro sicuramente. Happiness is to you, because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go! Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high, bring me down, can't none bring me down. I said, bring me
bring me down. Can't none bring me down. The love is too high to bring me down. Can't none bring me down. I said, clap along if you voi lavoriate bene perché è allenamento, non show. Benissimo, la Group Boxing Academy per il terzo anno è qui, per me è un onore essere invitato a questa edizione, tantissima gente, l'Umbria risponde sempre bene per la nostra accademia, è un onore e un orgoglio essere qua. Per tutti gli amici che vogliono seguirci siamo sul sito ibff.it, siamo su Facebook, noi come scuola ufficiale e come accademia lavoriamo per il fitness fatto con la testa e con il cuore. Trovato in questa terza edizione del Trasimeno Fitness Festival? Beh, per noi è stato un motivo di grande orgoglio, noi di CQO Self Defense che ci occupiamo di autodifesa e Jeet Kune Do siamo stati felicissimi di averci partecipato perché l'organizzazione è molto grande, ci saremo anche nella prossima edizione. Siamo qua con Diego Fossati, responsabile della palestra Perfect di Castiglione del Lago, organizzatrice del Trasimeno Fitness Festival che quest'anno è arrivato alla terza edizione. Quindi chiediamo a Diego com'è andata questa edizione. Vi ringrazio a te Radio Trasimeno per essere sempre presenti. Quest'anno è stato ancora più un successo, già l'anno scorso è stato fantastico e fissarlo era difficile, penso che ci siamo addirittura superati, grazie soprattutto al livello tecnico che si è alzato tantissimo con Gil Lopez, Vincenzo Mazzarella, Lucilla Ridolfi e tutti gli altri ragazzi che ci hanno dato una mano, non sto a citarli tutti che sono tantissimi. Ricordiamo che viene gente da fuori, da Firenze, Roma, Arezzo, Siena e dintorni. Sì, un'iniziativa veramente importante per Castiglione del Lago anche come paese, perché comunque sia fa conoscere il nostro piccolo paese anche chi magari c'era venuto poco prima o non c'era venuto per niente. Colgo l'occasione per ringraziare lo staff della palestra Perfect e i miei ragazzi che mi hanno dato una grandissima mano, tutti gli sponsor che ci hanno aiutato e veramente Radio Trasimeno, tutti i ragazzi che hanno partecipato, gli istruttori, e senza di loro tutto questo sarebbe stato impossibile. Grazie quindi a Diego, gli facciamo di nuovo i complimenti a lui e a tutto il suo staff e insomma ci rivediamo l'anno prossimo sicuramente. Grazie mille.